conosciuti ancora 13, 14 anni, 12, Sì. 11 anni. Sì. Sì, Sì, in casa di mia mamma. sì, sì. E poi dopo io a 13 anni ho dovuto andare a Torino. Sono ritornata e sempre conoscendosi, frequentandosi per iscritto, Per insomma, iscritto. per cartoline. Sì, sì. E dopo sono venuta a casa che eravamo d'accordo di sposarsi. E allora abbiamo fatto, sì, io sono venuta a casa un mese, mi sono preparata e ci siamo sposati. Cosa si ricorda lei invece da quando vi siete conosciuti? Più o meno Le stesse cose. le stesse cose, proprio, sì, sì. Ma dal suo punto di vista? Beh, era una casa proprio per me. Quando io ho conosciuto lei, sì, quell'era un fiore, perché adesso lei dice che è vecchia, ma allora era un fiore, era bellissima, non bella. Insomma. E sono innamorato e l'ho presa appunto perché ho detto la voglio, io vero? Sì, Ecco così. sì, sì. Quindi la domanda fatidica, qual è il segreto per tutti questi anni insieme? Cosa voi rispondereste? È da sopportarsi uno con l'altro, Proprio, perché purtroppo ci sono alti e bassi. così, così. Quella Così è giusta. insomma, sì, siamo andati avanti, però c'è stato un po' la malattia che ci ha un po' sconvolto e dopo carattere un po' diverso dall'uno all'altro. Lui è innamorato della musica e è un maestro sulla musica, ha sempre suonato la fisarmonica, fino anche il giorno del 60° matrimonio ha Sì. fatto un cenno di musica con mia figlia che ha un complesso, che anche lei è amante tanto della musica. Cosa significa scegliersi ogni giorno? Scegliamo di andare avanti, meglio che si può, Proprio. di vedere il mondo come va avanti e tutto l'insieme, insomma. Però insieme. Sì, sì, ben insieme, sì, 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 sì. Sì, sì, purtroppo se ci fosse la divisione sarebbe una pina per uno e anche per l'altro, ma insomma Vero. speriamo di tirare avanti e aiutarsi uno con l'altro. Sì, Altro? affinché si cede qua e qua si deve morire. Come io sono nato qua, Sì. tutta casa qua. E io ho vissuto 60 anni qua. Proprio. Lui l'abitudine più grande è quella di suonare la fisarmonica. E lavorare in E io campo. invece a perdermi a fare il pranzo come che sono capace e nulla altro, perché si vorrebbe far tanto, ma non riusciamo più a fare niente, almeno io e lui uguale. Beh, io zero, ma Sì. tu invece tu fa. Sì, sì, finché sto in piedi, Sì. che io sono appassionata ad andare in montagna e lui poi si è appassionato anche lui, e quando che si aveva del tempo libero si andava sempre qua in montagna All'osso di Cadore. all'Osso di Cadore, sì, Pieve, sì. vicino Pieve di Cadore. Sì, perché io Sì, non mi ricordo. Sì. E poi dopo il resto siamo sempre stati qua in casa e fuori a fare quello che c'era da fare. Qual è il consiglio che date ai giovani ad oggi? E il consiglio è grande, prima di scegliere, di pensarci, prima di prendere una decisione, perché è molto importante.
è molto importante nel senso che tiene il rapporto più unito e altro, non so, insomma, ecco. Dei riccioli d'oro, stai pregando, su dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, ma il tepore della primavera